Bentrovati telespettatori di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre, una nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in onda in diretta il mercoledì alle 13 e in replica sul canale 19 di TVM Palermo, sempre il mercoledì a partire dalle ore 21. Allenatore emergente, quello che aspettiamo oggi, l'allenatore del Mazzarrone Calcio, Gaspare Violante. Grazie. Ciao Gaspare, come stai? Bene, bene. Che Bene. bella stagione a Mazzarrone, complimenti! Sì, siamo partiti bene, ancora siamo a un quarto di stagione. Beh, però devo dire che questo inizio fa ben sperare. D'altra parte, qual è l'obiettivo della società, Gaspare? Noi ci dobbiamo salvare, siamo una piccola realtà che si deve salvare. Tra l'altro un girone B di eccellenza interessantissimo, perché chiaramente ci sono tre colossi che cercano di distanziare notevolmente tutte le altre squadre. Voi siete su una linea di mezzo pensando un po' a salvarvi, ma anche credo forse ad un posto, chissà, nei playoff. Sì, ha detto bene, le prime tre squadre sono tre colossi che si giocheranno il campionato fino all'ultimo, poi dalla terza in giù siamo livellati, siamo tutti secondo me là. Che girone è quello di quest'anno? È livellato, è un campionato livellato perché ci sono tante squadre che possono fare i playoff, però è anche vero che tante squadre devono stare attente anche a evitare i playout perché si passa molto facilmente Dalla zona playout alla zona playoff e viceversa. È molto livellato. È vero, è vero, è vero. Che campionato vedi adesso in prospettiva? Dopo dicembre sappiamo benissimo che molte squadre rivoluzionano un pochettino il loro gruppo. Già da 2 giornate che la classifica un po' si sta iniziando a allungare. È anche vero che ora si apre il mercato, quindi tanti valori si ripristeranno. C'è chi si rinforza, chi si indebolisce e questo qua fa tanto come sappiamo. Domenica avete vinto una partita importante contro la Nebros. Campagna acquisti per il Mazzarrone che ancora è un pourparlers, oppure effettivamente avete già pensato di acquistare qualche elemento che può far al caso vostro? No, noi dobbiamo, secondo me c'è poco da cambiare, c'è da rafforzare dove siamo pochi come numero e stiamo puntellando la rosa per fare una salvezza tranquilla. Tra l'altro una società con un campo bellissimo, mi parlavi di una struttura ideale per lavorare, no? Un allenatore quando ha una struttura ben organizzata lavora con serenità e credo che i risultati arrivano con maggiore intensità. Sì, è vero, sono in una realtà bellissima dove la struttura è spettacolare. Non manca niente come attrezzatura, posso lavorare come voglio. La serenità diventa fondamentale per ottenere dei buoni risultati, quelli che stai ottenendo almeno sin qui in questo girone d'andata dove abbiamo appunto tre squadre su tutte, però è anche vero che il campionato è ancora apertissimo, soprattutto per la griglia playoff. Voglio parlare invece del campionato di Serie D che stai seguendo, questo girone I ingarbugliato con tre squadre che effettivamente sono una spanna sopra tutte le altre. Sono tre belle realtà, conosco bene la realtà di Vibo, è molto organizzatissima. Siracusa ho seguito il percorso in questi anni, da quando c'è il presidente Ricci, è una società proiettata per il futuro. E Trapani anche stessa cosa del Siracusa. Tra l'altro tre realtà che hanno investito tantissimo e pensare che soltanto una tra le tre potenzialmente andrà a giocarsi il campionato di Lega Pro la prossima stagione, la cosa un po' stona, no? Forse il discorso per quanto riguarda i playoff, la federazione dovrebbe pensarci un po' su. Playoff che danno la possibilità almeno di un altro posto. Certo, se no onestamente sì, questo si deve rilanciare questo campionato perché a livello, cioè nei playoff non so a cosa serve giocare per fare questi playoff. Non serve a nulla, è vero. Io invece mi allaccio al discorso Siracusa-Trapani, da tifoso del calcio siciliano mi fa molto piacere vedere due realtà siciliane crescere e di avere queste strutture, perché oltre ad avere due squadre importanti che possono fare il salto di qualità, se ne beneficia tutto il movimento siciliano. Assolutamente, assolutamente. Però non sottovalutiamo questa Vibonese Calcio, perché è lì. La Vibonese lavora senza quella pressione.
società organizzatissima. Io stimo moltissimo l'allenatore della Vibonese perché è uno che sa il fatto suo, non a caso ha fatto sempre professionismo, Sì, è vero. sa lavorare con i giovani, ha una grande mentalità, è un trascinatore. La Vibonese sarà lì fino alla fine. Fino alla fine. Abbiamo dunque fatto un quadro iniziale del campionato di Serie D, guardiamo subito chiaramente i risultati di questa domenica. Si è giocata la 15ª giornata, eccola qua la schermata dei risultati. Real Casalnuovo batte LFA Reggio Calabria 2-1, Licata Calcio Città di Sant'Agata 1-1, Portici Ragusa Calcio 0-0, San Cataldese batte Locri 1909 4-1, Siracusa Calcio FC Trapani 0-0, Canicattì batte Nuovi Gea Virtus 2-1, pareggio tra San Luca e Castrovillari 3-3 il risultato finale, così come è finita anche 3-3 la partita tra Città di Aciriale ed Akragas. Hanno riposato Vibonese Calcio e Gioiese 1918. In testa la conferma del Trapani, al primo posto con 35 punti, 33 Siracusa Calcio, 32 Vibonese Calcio, con 25 il Licata Calcio insieme al Real Casalnuovo. 20 punti LFA Reggio Calabria e Città di Sant'Agata insieme all'Akragas. 19 Ragusa Calcio con 18 il Canicattì. 17 punti per Città di Aciriale, San Cataldese e Nuova Igea Virtus, 11 punti Portici e Locri 1909, con 6 il San Luca, chiudono la classifica Gioiese 1918 e Castrovillari con 4 punti. Si ritorna in campo domenica prossima, domenica 3 dicembre, questa è la schermata degli incontri, Canicattì LFA Reggio Calabria, Castrovillari Siracusa Calcio, Città di Sant'Agata Gioiese 1918, FC Trapani Portici, Locri 1909 Nuovi Gea Virtus, Ragusa Calcio Licata Calcio, Real Casalnuovo Città di Aciriale, Vibonese Calcio San Luca, riposeranno San Cataldese ed Akragas. Partiamo da questa LFA Reggio Calabria, diciamolo pure. Difficile a questo punto pensare che questa squadra possa essere inserita nel novero delle squadre che possono un po' disturbare le tre di testa. Secondo me sì, sarà difficile perché sono partiti in ritardo, sono sempre un cantiere aperto, le altre sono troppo avanti. Difficile amalgamare un gruppo che possa poi essere pronto in campo. Sì, perché come dicevo prima è un porto aperto, chi arriva, chi va, si deve trovare, ancora siamo a dicembre, ancora si deve trovare un assestamento. Non è fattibile, certamente troverà delle grandissime difficoltà. Sì, non è facile. Parliamo invece del Licata Calcio, pareggio in casa contro il Città di Sant'Agata, due squadre che comunque, diciamolo pure, giocano un bel calcio. Sì, il Licata c'ha il mister Romano che è una garanzia, una certezza anche per i tanti giovani, lui riesce a far giocare bene le squadre. Ogni anno giocatori sempre nuovi con tante belle prospettive. Merita altri palcoscenici secondo me mister Romano, fortunato il Licata ad averlo. Fortunato comunque anche il Città di Sant'Agata perché comunque negli anni ha dimostrato di avere un progetto sempre chiaro ogni stagione, no? Loro sono bravi a non fare mai il passo più lungo della gamba, sanno scegliere bene gli allenatori, sanno scegliere bene i giocatori e ripeto, non fanno cose avventate, per questo secondo me faranno sempre bene. Serve questo per avere una società stabile in una categoria come quella della Serie D? Certo, ci vogliono gli equilibri, se ci sono cose che non si possono fare è meglio rimanere... Non bisogna avere la presunzione. Certo, meglio rimanere piccoli, lanciare tanti giovani e assicurarsi la salvezza ogni anno. Guardiamoci gli highlights, pareggio tra Licata Calcio e Città di Sant'Agata, risultato finale 1-1. Quindicesima tornata del campionato nazionale di Serie D, girone I, Licata contro Sant'Agata, formazioni che entrano in campo lentamente, Licata in divisa totalmente bianca con dettagli giallo-blu, invece divisa nera per il Sant'Agata con dettagli arancioni, un cenno ai propri assistenti del via Licata. Sant'Agata aggredito, Orlando a due avversari, perde il pallone, attenzione, Logrande, il tiro
non la tocca Valenti, tra le linee Mincica trova una sfera vagante, prova a servire l'inserimento di Marcellino, c'è lo grande, tutto sale in mezzo, sbaglia, un rigore praticamente in movimento, lo grande lanciando alle stelle, Giannone con le mani, Saito, altra palla che va nell'area piccola e c'è il gol del Licata, Minacori, il Licata è in vantaggio, il Licata è in vantaggio, il Licata è in vantaggio, grave errore comunicativo del portiere Iovino che doveva uscire su quella palla, non l'ha fatto e si è avventato Calogero Minacori, sesto gol in campionato, minuto 19, cambia il risultato al Saraceno, Licata 1, Sant'Agata 0, ha segnato Calogero Minacori. Squillace, attenzione, area piccola con Capogna che viene atterrato da Calaiò, non c'è fallo. Rotulo, una finta per superare Esposito, poi con l'esterno per Saito, verticesto dell'aria, ancora Rotulo, il tiro deviato in calcio d'angolo. Rilancia in avanti a cercare Mincica in posizione regolare al limite, il tiro e il gol, ha segnato il Sant'Agata, un pallonetto di Mincica su Valenti che era un po' fuori posizione e al 49esimo cambia il risultato. Licata 1, Sant'Agata 1, ha segnato Mincica verso Squillace che prova a caricare il sinistro, palla che esce larga, il rinvio per Minacori che di prima trova un pallone illuminante per Saito, attenzione, contropiede del Licata, siamo già in aria, il pallone arriva a Rotulo, Marcellino che riceve a destra Mincica, il destro basso, la tocca con la punta delle dita Valenti, corner, palla bassa, Rotulo, la parata coi piedi di Iovino, Minacori temporeggia, pallone filtrante per Rotulo, in mezzo, non c'è nessuno, non ha tagliato nessuno in mezzo, Rotulo in mezzo, arriva Minacori, si trova il pallone a 1 metro dalla porta, prima Cappella e poi lui, nessuno è riuscito a ribadirla in rete, sua posizione di Cavalli, pallone orizzontale per Damone che la piazza, palo esterno del Sant'Agata che risponde subito, non è finita, Aquino in aria, l'arrivo di Squillace, altro cross, libera per un attimo Lanza e poi al volo Mincica la manda alle stelle, Giannone, cross in mezzo, libera Marcellino sui piedi di Orlando, carica il maggino, si allunga Iovino e stavolta sì che arriva il triplice fischio, game over al Saraceno, 1-1 tra Licata e Sant'Agata, una bella partita tra due squadre che non si sono risparmiate, hanno fatto tutto nel primo tempo, al 19esimo Calogero Minacori ha sbloccato il risultato, l'ha pareggiata al 49esimo, sempre del primo tempo, Salvatore Mincica. Torna a casa il Ragusa con un pareggio 0-0 in casa del Portici. Stagione interlocutoria a Ragusa? Tu che sei tra l'altro uno che conosce bene la realtà ragusana, sei della provincia di Ragusa, sì, quindi sai benissimo che comunque Ragusa è una piazza esigente. Forse anche lì stanno capendo che bisogna fare tutto con parsimonia, con attenzione, senza presunzione. Sì, io conosco tanti dirigenti, conosco anche i presidenti, sono persone per bene, persone serie, persone che non fanno proclami, non promettono niente, ma è una realtà che vuole crescere piano piano. E credo che Ignoffo sia la persona giusta, l'allenatore equilibrato per un ambiente che sì, vuole andare avanti, ma pian pianino. Ignoffo, a parte essere un grande professionista, è la persona giusta perché è un gran signore e si sposano in pieno con la società che è Ragusa. Un bel progetto invece a San Cataldo, un'altra ennesima vittoria con una diretta diciamo concorrente per la zona salvezza. San Cataldese che vince facile contro il Locri 1909, una San Cataldese che forse evidentemente ha trovato l'equilibrio giusto in questa stagione. La San Cataldese sa il campionato, conosce bene il campionato, la dirigenza è molto esperta, hanno una buona squadra, ogni anno fa sempre il suo in questa categoria. Anche perché alle loro spalle spinge la Nissa, che invece evidentemente qualche progetto ambizioso ce l'ha. La Nissa è un grande progetto, un grande presidente, è una bella realtà, la città di Caltanissetta. Sappiamo benissimo le tradizioni. La storia che ha questa società. È vero.
Guardiamoci il servizio, vittoria 4-1 della San Cataldese contro il Locri 1909. È una sfida pesante che vale tanto per l'autostima e soprattutto per la vittoria che manca da oltre un mese e mezzo. Al Valentino Mazzola la San Cataldese riceve il Locri attardato di appena 3 lunghezze, squadra che fuori casa ha raccolto un punto troppo poco per non essere coinvolta nella bagarre salvezza. Dirige la partita Lorenzo Casali di Crema, assistito da Andrea Cocomero di Michelino e Stefano Merlina di Chivasso. Passiamo al film della partita grazie alle immagini a cura di Salvatore Giglia al 11° sussulto degli ospiti col Diacate su punizione. Dolenti si mette il mantello, vola e para al 36esimo. Pappalardo per Marin, duetta con Marsico che riserva la sfera a Pappalardo, segna il 0-1. Locri a sorpresa in vantaggio al Valentino Mazzola di San Cataldo, va così in archivio la prima frazione di gioco. San Cataldese che prova a cambiare spartito nella ripresa dopo un primo tempo soporifero. Dopo 3 minuti lancio per Durmush che si sistema la sfera. Rientra sul mancino il numero 8 Verde Amaranto, deviato il suo tentativo. 1-1 della San Cataldese che rimette le cose a posto al 50esimo. Tocca a Mazza fare il suo ingresso in campo 3 minuti più tardi, palla al limite per Bova, ma ancora una volta Dolenti si fa trovare pronto e risponde presente. Al 67esimo conclusione di Correnti, parata sulla ribattuta il più lesto di tutti e Mazza, proprio lui il neoentrato che va al volo e mette sotto l'incrocio il pallone del 2-1. Fuori il neo arrivato Giovanni Giuffrida al 70esimo, lancio per Cuzzilla che cade in aria per un contatto, lascia proseguire il fischietto di Crema. Al 72esimo tocca a Fiumara rilevare Varela. 3 minuti più tardi San Cataldese che gioca e si diverte col suo numero 10 Zerbo che duetta con Mazza, gli restituisce il pallone con il tacco. Ancora Zerbo in possesso del pallone, di nuovo per il numero 20 Mazza tu per tu con l'estremo difensore avversario, calcia addosso all'Anziani. Mazza a rimorchio per Ozawi, all'occasione per chiuderlo Ozawi, ancora una volta provvidenziale intervento dell'estremo difensore della Locride. Occasione per gli ospiti però vicinissima al pari con Catalano, ci pensa allora Durmush ad apparecchiare per Zerbo che a sua volta allarga da Correnti e mette la partita in cassaforte. Correnti infatti si gira un fazzoletto, va con il destro, questa volta buca l'Anziani e fa 3-1 per i Verde Amaranto. Mister Accursio Sclafani che nel finale getta nella mischia anche Germano. 2 minuti più tardi Correnti scappa sulla sinistra, lo sprint del numero 7 che mette dietro per Danfa, l'occasione del 4-1 per il numero 11 che stoppa col mancino, va col sinistro, sorvola la trasversale. Locri però tutt'altro che domo nel finale, Marsico salta tutti, fa tutto da solo, trova Dolenti sulla sua strada, sempre presente l'estremo difensore Verde Amaranto nel finale. Illuminante pallone di Zerbo per Correnti che sigla la sua personalissima doppietta e il definitivo 4-1. La San Cataldese di mister Accursio Sclafani torna alla vittoria al Valentino Mazzola. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. E parliamo adesso del big match Siracusa Calcio FC Trapani. Una cornice di pubblico meravigliosa, impensabile volendo in un campionato dilettantistico. Fa piacere avere più di 6.000 persone a vedere una partita di Serie D, no? Sì, sì, si respirava aria di calcio, di calcio pulito, di ambiente professionale, il calcio è così. Queste belle partite bisogna poi però giocarle, no? Ed è finita 0-0. Che secondo me ha un po' accontentato entrambe le squadre. Che ne pensi? Penso onestamente che il Trapani ha fatto un grande punto a Siracusa, non era facile in quell'ambiente, con un Siracusa che gioca in casa, ha mostrato molta personalità il Trapani e ha preso un punto molto importante. È un campionato ancora apertissimo con anche gli scontri diretti che verranno a seguire, questa Vibonese che insomma sta premendo. Questo campionato si può decidere a Licata, a Sant'Agata, sono campi dove si deciderà questo campionato. La Vibonese sarà la Gorella Bilancia, ci sono quei campi dove si decidono i campionati. Questa è la dimostrazione che non devi mai mollare, soprattutto in un campionato impegnativo come quello di Serie D. Ogni partita, non dico che è una battaglia, però te la devi giocare con una certa determinazione. Hai detto bene, ma io sottolineerei anche alcuni campi difficili in Campania, perché sappiamo benissimo che poi
al ritorno ogni punto diventa pesante. Chi si deve salvare e gioca in casa mette doppio impegno. Certo, certo. Io ad esempio ho rivisto la partita Ragusa-Siracusa. Sì? Il Siracusa ha sofferto la struttura del Ragusa, il campo, non è stato facile giocare a Ragusa. Sì, questi cambi decidono il campionato. Decidono il campionato. Guardiamoci gli highlights e le interviste post partita. Gli occhi addosso di tutto il girone I di Serie D, un intero movimento dilettantistico di una Sicilia che spinge e che sogna a occhi aperti il ritorno tra i professionisti. È solo il primo atto di una sfida tra Siracusa e Trapani, importante, non ancora decisiva, che si gioca al De Simone davanti a 6.000 tifosi e a uno stadio colorato di azzurro in assenza del pubblico granata, a cui è stata vietata la trasferta per motivi di ordine pubblico. Al secondo colpo di testa di Benassi sugli sviluppi di un calcio di punizione che finisce alto sopra la traversa. Risposta degli ospiti al minuto 22, Pino serve un cross all'interno dell'area per Mascari che non riesce a controllare, Crimi si fa trovare pronto e scarica la conclusione e viene bloccata da Lamberti senza troppi problemi. Al 31esimo conclusione imprecisa di Cocco su calcio di punizione, sfera che buca la barriera ma viene bloccata senza patemi da Lamberti. Al 41esimo Liperta prova una falcata sulla sinistra, serve Vacca che in semiscivolata calcia ma viene facilmente fermato da Uicaiva nella ripresa occasionissima per il Siracusa con il colpo di testa di Maggio che non inquadra lo specchio della porta. Ctrl C, Ctrl V, copia e incolla al minuto 57, Sus serve un pallone verticale per Sena che è in posizione per il traversone, colpo di testa di Maggio e splendido salvataggio di Uicai che manda la sfera in corner. Trapani che tiene nel finale arrembante degli uomini di mister Gaspare Cacciola, ma finisce così al Nicola De Simone. Siracusa Trapani 0-0 pari e patta. Un saluto allora amici appassionati e appuntamento come al solito alla prossima. Il Siracusa ha fatto la partita che doveva fare, sicuramente la squadra che aveva un risultato solo oggi non eravamo noi ma il Siracusa, lo sapevamo. Penso che abbiamo interpretato la gara bene per come l'avevamo preparata, abbiamo chiuso la fonte principale di gioco del Siracusa che era Liperta, abbiamo solo concesso un lancio lungo dei difensori centrali nella tre quarti nostra che abbiamo comunque sempre assorbito e siamo sempre ripartiti e abbiamo ben consolidato. Riguardo la mia squadra mi dispiace per il risentimento di Cocco che ci ha fatto un po' saltare il piano gara, la strategia gara e comunque perché Andrea in campo stava facendo un grande lavoro ed era quello che ci dava soluzioni di uscita sulla verticale e riuscivamo sempre ad andare in ampiezza con le mezze ali, soprattutto alla catena di destra con Crimi, Craghi e Leppino che riuscivamo a fare male. È una partita dove la tattica era l'argomento più importante. Noi sapevamo che il Siracusa è una squadra che i numeri dicono che ha il miglior attacco di tutta la Serie D e oggi concedere solo un tiro da fuori area e qualche cross con Maggio che ha avuto una palla ghiotta importante, penso che bisogna far capire che abbiamo fatto tutti un ottimo lavoro, soprattutto sotto la fase di non possesso. Però, ripeto, oggi se c'è una squadra che aveva un risultato solo del Siracusa, noi abbiamo fatto la nostra partita, io per i miei principi di calcio, di gioco, penso che è importante fare una buona fase di non possesso, una buona fase difensiva e poi il resto pian piano viene da solo. Quindi, sono soddisfatto di quello che ha fatto la squadra, ripeto, dispiace solo che il nostro piano gara non è potuto andare come da previsione per l'infortunio di Cocco e paradossalmente poi, come ho detto un attimo fa, quando è uscito Andrea abbiamo perso un po' di smalto nella fluidità. L'unica cosa che rimprovera la squadra è completo, non rimprovero da migliorare, tirare più in porta perché siamo andati molto spesso in una maniera elegante e pulita in zona di finitura, però non siamo riusciti a tirare per essere un po' forse leziosi, un po' troppo leziosi, solo questo. Da questa partita ne usciamo con ancora più convinzione e certezze che siamo una buona squadra che sta lavorando tanto, composta da giocatori seri, professionali e di qualità. Perciò non dobbiamo minimamente abbassare questo modo di lavorare, dobbiamo continuare a migliorare dove è possibile ed affrontare tutte le partite a testa alta da qua a fine campionato e crederci fino alla fine, perché secondo me questa squadra ha grandissima qualità. Vittoria fuori casa del Canicattì nel derby tutto siciliano contro la nuova Igea Virtus, a dimostrazione che la squadra di Pidatella fuori casa rende tantissimo. Gaspare.
Canicattì è da 2 anni a questa parte che è una squadra rognosa, come si dice. Come il carattere di sì, Orazio. sì, come il carattere del suo allenatore, che è un grande guerriero. Non sarà facile per nessuno affrontare il Canicattì. Mentre invece della Nuova Igea che cosa possiamo dire? È in una situazione interlocutoria, certamente fuori dalla bagarre retrocessione, un po' lontana dai playoff, quindi deve fare attenzione ogni partita. La Nuova Igea si sapeva da inizio stagione che deve lottare fino alla fine per salvarsi. Neopromossa tra l'altro. È una neopromossa, tanti giovani in squadra, sta facendo un buon percorso, spero che alla fine arriverà alla sua... Noi siamo contenti soprattutto perché è una squadra siciliana che si salva, no? Meno squadre retrocedono e più possiamo pensare già a partire dalla prossima stagione di avere una Serie D interessante, molte siciliane. Sì, vedo che comunque tante siciliane stanno bene, San Cataldo è una buona società, Canicattì è una buona società, siamo messi bene. Grazie al cielo, sì, grazie sì. al cielo. Guardiamoci gli highlights, la vittoria fuori casa proprio del Canicattì 2-1 contro la Nuova Igea Virtus. Il Canicattì si conferma squadra da trasferta, espugna infatti anche il Dalcontres Barone di Barcellona e centra così la quinta vittoria fuori casa su 6 gare giocate. Nonostante la sconfitta nel primo tempo, il Ligia Virtus a cercare a più riprese la via del gol e al 6° minuto Isgro lavora un buon pallone dal fondo per Leone che calcia a volo, ma Amente è decisivo ad opporsi. 7 minuti più tardi è invece Longo a tentare la conclusione dal limite, non trovando però lo specchio della porta. Poi sale in cattedra Trovato che si fa vedere in 3 occasioni. Al 15° il suo tiro risulta centrale con Scuffia che blocca senza patemi. 5 minuti più tardi la sua conclusione dal limite sfiora il palo alla destra del portiere, mentre al minuto 26 il suo mancino da fuori aria esce sul fondo, non di molto. Barcellonesi che insistono e nel finale prima Longo a mandare sull'esterno della rete dopo lo scambio con Biondo e poi Della Guardia di testa spedisce fuori il corner dello stesso Longo. Ma nella ripresa al primo vero tentativo del match il Canicattì la sblocca quando Tedesco con un sinistro dalla distanza sorprende Staropoli spianando ai suoi la strada verso la vittoria e firmando così il suo secondo centro in campionato dopo quello realizzato nel derby contro il Licata. Ligea prova la reazione ma Isgro al 60° non riesce a deviare in rete il cross dalla sinistra di Biondo. Poi però il Canicattì torna a spingere dopo la conclusione di Bonilla al minuto 81 messa in angolo da Staropoli. Gli agrigentini raddoppiano dal successivo corner quando proprio Bonilla di testa gira in rete il servizio di Tedesco, facendo così Igea Virtus 0, Canicattì 2 e per l'attaccante argentino si tratta della 6ª rete in campionato, la 2ª consecutiva. Nel finale però i giallorossi tentano il tutto per tutto con Núñez che al minuto 85 spedisce alto sulla traversa da posizione centrale, quindi Di Stefano un minuto dopo di testa non c'entra lo specchio della porta. Bersaglio che i barcellonesi trovano però al 93° quando il neoentrato Nisticò dal limite supera Scuffia per il gol dell'1-2 che consente ai giallorossi di provarci anche nei restanti 3 minuti di recupero. Ma prima un super Scuffia al 95° nega Della Guardia la gioia del pareggio e dal successivo angolo Bonilla salva tutto con Raimondi che la potrebbe andare a chiudere del tutto, ma l'esperto difensore biancorosso a porta vuota non riesce a centrare il bersaglio grosso. Il Canicattì sale in classifica, quota 18 punti, scavalca Ligia Virtus che rimane ferma a quota 17 e si porta a +7 sulla zona playout, mentre i barcellonesi che incassano la seconda sconfitta casalinga, la seconda anche consecutiva del campionato, mantengono comunque le 6 lunghezze di vantaggio sulla bagarre playout. Battuta veloce sul pareggio fuori casa del Castrovillari 3-3 contro il San Luca. San Luca che ha un po' deluso, no? La scorsa stagione miracolo del secondo posto nel girone, poi bisogna mantenere questa determinazione anche nelle stagioni successive. Se non ci sono né budget né volontà, probabilmente poi si cade di nuovo in una fase di enorme crisi. La Serie D è una risorsa molto importante, non è facile mantenerla, sì, sì. Mentre invece il Castrovillari sta cercando disperatamente di risollevarsi, attualmente ultimo in classifica. C'è forse la possibilità addirittura che la Gioiese insomma, venga esclusa dal campionato perché ha intenzione di non continuare. Certo che questo girone I quest'anno ci sta regalando qualche delusione di troppo.
Speriamo che continui e non si ritira più nessuna squadra, altrimenti è un campionato molto falsato. Si rischia poi di avere già le retrocesse sulla carta e diventerebbe soltanto un discorso di un play out e basta. Ma tante società poi vanno a risparmiare, giocheranno con i giovani e quindi il campionato verrà falsato. Tasso tecnico che insomma subirà un passo indietro. Guardiamoci adesso le immagini del pareggio spettacolare tra Città di Acireale ed Akragas. Eccole qui le immagini, un 3-3 spettacolare proprio perché l'Akragas addirittura era in vantaggio 2-0, 3-0 all'inizio della ripresa. Poi che cosa è successo? Ho visto un po' di immagini, l'Akragas ha giocato bene il primo tempo, tante volte si è avvicinato alla porta, hanno fatto 3 gol, poi non lo so se sul 3-1 si è spento qualcosa e hanno perso fiducia. Certo che questo pareggio veramente è pesantissimo per il Città di Acireale, soprattutto per come è arrivato, no? Sei sotto di 3 gol, mancano 20 minuti alla fine della partita, sembri un po' rassegnato, invece poi la determinazione di Marra e compagni ha permesso alla squadra acese di prendere questo punto. Attenzione, è un punto che fa classifica fondamentale in questo momento in casa acese. Acireale è una piazza, non è facile giocare ad Acireale. Acireale chi va in quel campo deve sudare, poi è una tifoseria importante dove non ti fa mollare neanche un secondo. Abbiamo dunque concluso lo spazio riguardante il campionato di Serie D. Una battuta ultima su questo campionato però a Gaspare la voglio fare, un pronostico. Non mi dire solito discorso, vedremo cosa succederà nel girone di ritorno, perché io penso che tu una favorita insomma ce l'hai. Allora, a me piace tanto il Trapani, la vedo un po' superiore, una cosa minima al Siracusa, ma spero molto che alla fine la spunterà il Siracusa perché ho tanti amici là. Attenzione, non mi stai parlando della Vibonese, quindi la metti sotto sì. Anche il Siracusa? Sì, alla fine penso che la Vibonese sarà sì lì fino alla fine, però quelle 2 squadre sono superiori alla Vibonese. Va bene, allora Gaspare dice che sarà questo Trapani di Torrisi potenzialmente attualmente il candidato numero 1 alla vittoria nel girone I del campionato di Serie D. Adesso ci fermiamo, abbiamo una pausa pubblicitaria, tra poco rientreremo in studio e parleremo dei 2 gironi del campionato di eccellenza. A tra poco. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compra-vendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere.
Eccoci rientrati dopo lo spazio pubblicitario, siete come al solito con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Mercoledì, come al solito alle 13, l'appuntamento con il calcio dilettantistico siciliano, il campionato di Serie D e il campionato di eccellenza. Prima parte dedicata in questo momento al grande percorso di Trapani, Vibonese e Siracusa, invece questa seconda parte la dedichiamo ai due gironi appunto del campionato di eccellenza della nostra bella Sicilia. Partiamo subito con il girone A. Dodicesima giornata, subito la schermata dei risultati delle partite di domenica. Athletic Club Palermo, Fulgatore 2-2, Castellammare batte Accademia Trapani 1-0, Oratorio San Cile e San Giorgio batte Pro Favara 1-0, Casteldaccia batte Unitas Sciacca 2-1, Super Giovane Castelbuono batte Don Carlo Misilmeri 2-1, Geraci batte Aspra 4-0, Mazzara 46 batte Mazzara 4-0 ed infine Nis FC batte Folgore Castelvetrano 2-0. Continua la marcia vincente della Nissa di Nicola Terranova, ancora al primo posto da imbattuti, al primo posto con 34 punti, 28 Pro Favara, 27 Mazzara 46, con 21 punti Super Giovane Castelbuono, 18 Castellammare, con 16 Unitas Sciacca, 15 punti per Oratorio San Cile e San Giorgio, Accademia Trapani, Folgore Castelvetrano ed Athletic Club Palermo. 14 punti Geraci e Casteldaccia, 9 punti Don Carlo Misilmeri, 8 Mazzara, 7 Aspra, chiude la classifica il Fulgatore con 5 punti. Battuta iniziale per questo Super Giovane Castelbuono, semifinalista di Coppa Italia, giocherà una partita secondo me abbordabile contro il Mazzara e non il Mazzara 46, e poi soprattutto perché è lì, i playoff certamente possono regalare un sogno a Castelbuono? Castelbuono è la rivelazione di quel girone, la seguo con piacere perché gioca bene, ha bei giocatori, hanno fatto una buona rosa, secondo me possono fare... C'è voglia di calcio che conta a Castelbuono, forse anche l'idea dal punto di vista economico di investire soprattutto in un gruppo di stranieri, questo può agevolare? Sì, sì, come ho detto prima stanno lavorando bene, sono bravi a scegliere i giocatori, ora hanno inserito una figura molto importante come lo giudice, sì, che conosce tanti giocatori, una bella società. Semifinale di Coppa abbordabile, io credo, no? Contro il Mazzara, che sì, non è il Mazzara 46. Sì, 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 è una probabile finale. Quindi una potenziale finalista contro la vincente di Paternò Modica, quindi una bella doppia soddisfazione. Sì, sì, stanno facendo un bel percorso, sono felice per loro. Abbiamo parlato della Nis FC, guardiamoci subito il servizio, vittoria 2-0 contro la Folgore Castelvetrano. L'abbraccio del pubblico amico avvolge la Nissa al Marco Tomaselli, dove l'11 di Nicola Terranova non ha mai lasciato punti agli avversari, 11 le vittorie dei biancoscudati, un solo pareggio, ma sono solo 3 i punti di vantaggio sulla Pro Favara che resta al passo, Sorniona pronta a soffiarle la vetta del girone ad eccellenza. Avversario della Nissa in questo 12° turno di campionato la Folgore Castelvetrano, che ha avuto un inizio convincente, 15 punti in classifica ma che non porta a casa l'intera posta in palio da un mese esatto. Direzione arbitrale affidata al signor Marco Burrattini di Roma 1. Quando possiamo passare con le immagini al film di questa ripresa, angolo di Primitera al 6° per Semenzino, pizzolato, parata distinto al 1/4 d'ora, Primitera, pennella per la testa del toro Ivana Gudiak, la frustata è quella di sempre per il vantaggio della Nissa, 1-0 al Marco Tomaselli 6 giri di orologio più tardi arriva il raddoppio, Tusciu lunga di Primitera sempre per Agudiak che mette dietro per
bianconeri, la palla in bilico sulla linea, viene spinta dal pocio Antonio Esposito, 2-0, Nissa che mette le cose in chiaro già nella prima frazione di gioco. In 6 minuti Agudiak ed Esposito mettono la partita in discesa, va così in archivio la prima frazione di gioco, Nissa che blinda il risultato già nei primi 45 minuti. Passiamo allora con le nostre immagini a cura di Massimo Lo Giudice al film della ripresa, minuto 53, Esposito allarga per Gueye che serve Semenzin, il cross per Agudiak, pizzolato ancora una volta, indossa il mantello e vola a salvare il risultato. Sul prosieguo dell'azione ci prova anche Pagano, nel suo destro non inquadra, specchio alla porta, inizia girandola di gambi per mister Terranova che getta Mannino nella mischia in luogo di Esposito. Al 65esimo tocca da loro per Pagano. 2 minuti più tardi il neoentrato Galfano fa correre Agudiak sull'auto destro, sterza il Toro, mette dentro per l'inserimento di Semenzin che calcia alto. 5 minuti più tardi sempre solo Nissa, ancora una palla messa in area, arriva Privitera sul pallone, stop e calcia, pizzolato, era pronto ad alzare in corner. Al 77esimo spazio anche per Pedigone, minuto 83, conclusione parata da Pizzolato, sicuramente migliore dei suoi in questa sfida, riesce a neutralizzare, poi Agudiak spara altissimo, il possibile 3-0 dentro Tripoli in luogo di Semenzin, standing ovation per l'esterno argentino quando la Folgore Castelvetrano fa sporcare i guantoni ad Elezai. Al minuto 90 non accade più nulla al Marco Tomaselli, può scoppiare la festa, la Pro Favara cade in casa per 0-1, la Nissa allunga a +6 in vetta al girone d'eccellenza, 11 vittorie in 12 uscite per la compagine bianco-scudata che sta facendo veramente il vuoto dietro di sé. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. Bene, voltiamo pagina perché adesso parliamo del girone B. Si è giocato anche in questo girone il 12° turno, siamo sempre nel girone di andata, guardiamo il tabellino dei risultati delle partite di domenica. Paternò Calcio batte Messana 1966 2-0, Imesi Atletico Catania 94 Mister Bianco 2011 0-0, pareggio anche tra Leonzio 1909 e Città di Gela 1-1 il risultato finale. Enna Calcio batte Milazzo 3-1, Rocca Acquedolcese batte Ionica FC 3-2, Leonfortese batte Santa Croce 2-1, Mazzarone batte Nebros 1-0, pareggio tra Modica Calcio e Real Siracusa Belvedere 1-1 il risultato finale. Conferma in testa per il Paternò, al primo posto con 27 punti, 26 Enna Calcio con 23 Modica Calcio, 19 punti Città di Gela, 18 Mazzarone Calcio, Leonzio 1909 e Real Siracusa Belvedere, con 17 punti Nebros, 16 punti Milazzo, 15 Mister Bianco 2011, con 12 punti Santa Croce, Ionica FC, Leonfortese e Rocca Acquedolcese, 10 punti Mesi Atletico Catania 94, chiude la classifica il Messana 1966 con 6 punti. Dobbiamo a questo punto ritornare a parlare di questo Mazzarone perché credo che possa diventare anche in un certo senso l'ago della bilancia di questo girone B del campionato di eccellenza, perché voi insomma fuori casa vi fate rispettare, ma anche in casa non scherzate, tanti punti che vi permettono in questo momento di avere una classifica interessante, ma di far spaventare anche le avversarie che vengono giustamente a casa del Mazzarone con l'intento magari di vincere la partita, che è sempre molto difficile. Guarda, noi abbiamo una squadra giovane, una squadra di ragazzi che hanno entusiasmo, una buona anche squadra, con bravi giocatori. Speriamo che staremo il più in alto possibile da qua a fine campionato, ma sono soddisfatto della rosa che ho, sono soddisfatto del percorso che abbiamo fatto. I ragazzi ti seguono? Sì, i ragazzi mi seguono, siamo molto motivati, abbiamo una società che ci fa lavorare bene. Quindi la serenità diventa fondamentale, quando c'è serenità i risultati arrivano. Sì, sì, come detto prima lavoriamo bene, non ci manca niente, la società ci sostiene, ho un gruppo giovane che a volte solo noi ci complichiamo le cose, ma lei sa meglio di me, allenando un gruppo giovane è così. È vero, è vero. La partita con la Nebros è stata una partita fondamentale per la vostra classifica, lo abbiamo detto proprio in apertura della trasmissione. Battere questa Nebros vi ha dato una determinazione in più anche per le prossime partite? Sì,
Sì, come si dice, vincere aiuta a vincere. La cosa bella della vittoria con la Nebros è stata la maturità nel sapere gestire questa partita, perché la Nebros è gente di categoria, sa gestire i momenti della partita. Noi siamo stati bravi a difenderci bene, a ripartire, a fare gol, a difendere il vantaggio, cose che è mancate in qualche altra partita. Adesso domenica vi aspetta un big match importante contro il Paternò, squadra che, diciamolo pure, in questo momento credo che abbia la forza giusta per vincerlo questo girone B del campionato di eccellenza. Paternò, se ne parlava poco a inizio anno di questo Paternò. Io onestamente, conoscendo i giocatori del Paternò, l'allenatore che conosce bene il girone, giocatori che hanno vinto tante volte questo girone, se ne è parlato poco. Del Ragusa, tra l'altro. Del Ragusa, di qualche giocatore del Siracusa. Se ne è parlato troppo poco di questo Paternò e loro hanno lavorato molto tranquillamente. E infatti adesso i punti stanno arrivando e questo serve tantissimo, no? Sì, e ora si parla del Paternò. Ora si parla del Paternò. Che partita sarà quella che andrete ad affrontare a Paternò? Noi affrontiamo la partita a Paternò come affrontiamo tutte le altre partite. Noi andiamo lì, non facciamo barricate, cercheremo di fare come Gela, cercheremo di fare come con la Nebros. Poi se Paternò è più bravo possiamo solo applaudire gli avversari. Certo. Ce la giochiamo spensierati. Insomma, questa personalità che avete dimostrato a Gela, pensate di rimetterla in campo a Paternò? Certo. Perché vincere a Gela non è mai facile, Sì, perché secondo me fare barricate, giocare un calcio difensivo, non mi diverto, penso non si divertono anche i ragazzi, non si divertono chi vede le partite, secondo me si deve giocare per vincere. E la società è contenta di questo tuo percorso, di questa tua idea calcistica? Spero di sì. D'altra parte in questo momento non potrebbe essere diversamente, no? I risultati arrivano anche con punti fondamentali per la tua classifica. Sì, i risultati arrivano, siamo messi bene, ma è un campionato difficile, non si deve mollare. Immagino. Paternò in vetta con 27 punti, ma a 26 abbiamo questo Enna con il ritrovato Giovanni Campanella che con mano ferma credo che possa diventare l'elemento giusto per cercare di contrastare il cammino di questo Paternò di Raciti. Sei d'accordo? Sì, mister Campanella è quel mordente in più per i calciatori dell'Enna, anche se devo dire che mister Utro aveva fatto un buon lavoro. Anche io concordo. Sicuramente non è stata una mancanza di mister Utro se è arrivato a questo punto della rottura, ci saranno altre cose che non sappiamo. Anche io sono di questa idea. Perché Utro è un allenatore sa il fatto suo. Mister Campanella è adatto per quella piazza, è adatto per quei giocatori, hanno fatto una scelta giusta e Campanella sarà duro fino alla fine. Sarà duro fino alla fine. Tra l'altro ha vinto la partita a Milazzo, dove in molti sono caduti. Ma Milazzo è uno di quei campi dove si decide il campionato. Sì. Milazzo, l'ho detto dalla prima giornata, anche tramite qualche collega come Filippo Raciti, che parliamo sempre, è una tappa in cui decide il campionato Milazzo, uno di quei campi. Infatti vincere a Milazzo, ha dato modo alla stessa squadra ennese di essere proprio a ridosso di questo Paternò. Si potrebbe risolvere tutto nel big match, anche se poi c'è sempre questo Modica da attenzionare? Sì, comunque gli scontri diretti faranno la sua parte, in questo campionato. E in questo momento tu chi vedi? Tu che conosci molto bene questo girone, perché ne sei uno dei protagonisti. Guarda, io secondo me Paternò la vedo, come avevo pronosticato già prima di iniziare il campionato, la vedo... Una spanna sopra tutte le altre. Ha carattere, sa come si vince, ha giocatori tosti, di categoria, che ti sanno vincere le partite sporche. Questo fa tanto in questo campionato. Soprattutto nel campionato di eccellenza. Guardiamoci il servizio 3-1 proprio dell'Enna contro il Milazzo. Per un'ora il Milazzo regge l'urto dei gialloverdi ennesi, poi cade sotto i colpi di Archen e compagni. Giornata fredda e di ricordi per i mamertini di Venuto, che prima del fischio d'inizio depongono una corona di fiori in panchina per ricordare il compianto Stefano Oliva ad un anno dalla sua scomparsa.
Rossoblù che approcciano bene il match e meritatamente lo aprono al minuto 14, quando la Spada lancia sulla corsia Agolli che sprinta con Zappalà e chirurgicamente batte Di Carlo facendo inebriare il Salmeri. Ennesi che si affidano a Cocimano, pericoloso in 2 occasioni. Al 16° dalla sinistra calcia a rete con palla fuori dallo specchio e al 24° su punizione con il cuoio deviato in corner. Il Milazzo non demorde e prova a raddoppiare con Presti al 26°, ma il tiro del classe 99 viene respinto dai pugni dell'estremo ennese. Passano 10 minuti e Agolli tenta il raddoppio, stavolta il suo tiro dalla distanza non inquadra lo specchio. Finale di prima frazione con i ragazzi di Campanella che pervengono al pari con Cocimano, incredibilmente solo in aria, bravo di testa a sfruttare al meglio l'assist di Urso dalla sinistra. Primo gol stagionale dell'Enna in trasferta nella prima frazione e primo gol esterno del 10 giallo-verde, quinto complessivo in stagione. Non molla l'Enna e Urso tenta il raddoppio su palla inattiva al 44°, ma la sfera si perde alta sulla traversa. La ripresa si apre sotto il segno dei padroni di casa che vanno vicini al raddoppio con Gatto, ma il suo tiro dalla distanza trova la respinta di pugni dell'attento Di Carlo. Numero 1 ospite che 5 minuti più tardi blocca facilmente una conclusione velleitaria di Bucolo. Insiste il Milazzo e ancora Gatto prova il tiro, ma la palla è facile preda di Di Carlo. Ancora Milazzo pericoloso al 56° con la Spada, ma il suo colpo di testa su assistenza di Insana trova la deviazione di Tosto in corner e il mancato gol del 2-1. Dopo l'ora di gioco gli ennesi salgono in cattedra e provano a far male ai mamertini. Minuto 61 e Sessa prova la via della rete con sfera deviata in corner. 71° e doppia occasione giallo-verde, ma né Archen prima e né Cocimano dopo riescono a bucare la rete di Catelli. Milazzo che si affida alle consuete palle inattive vincenti di Gatto, ma quella del minuto 73 viene respinta dai pugni del concentrato Di Carlo. La gara prende la direzione ennese al minuto 75, quando Urso dalla sinistra pennella in aria per la testa vincente di Archen, che si stacca dal suo diretto avversario e gonfia la rete di Catelli, completando la rimonta giallo-verde. Gara che l'Enna ghiaccia 3 minuti più tardi, sempre con gli stessi interpreti. Urso crossa e Archen stavolta anticipa il suo avversario e batte per la seconda volta l'estremo mamertino nel giro di 180 secondi. 7° centro stagionale per l'attaccante francese, 6° nelle ultime 5 gare disputate, un vero e proprio fattore giallo-verde. Praticamente finisce qui la gara del Salmeri con i ragazzi di Venuto che non riescono ad avere la forza di rientrare in partita e al triplice fischio incassano la seconda sconfitta interna stagionale, anche se, specie nella prima frazione, hanno tenuto testa ai più quotati avversari. Avversari che inanellano la seconda vittoria esterna consecutiva, il quinto risultato utile, e rimangono in scia del paterno capolista a -1. Dove vogliamo collocare a questo punto questo Mazzarrone? Hai detto in una situazione che può stare con una salvezza sicura e con un occhio leggero, piccolo verso i playoff. Mazzarrone deve salvarsi, deve pensare, deve guardarsi più sotto che sopra. Dobbiamo restare umili, poi nel finire del campionato, se siamo lì, ci facciamo un pensiero. Bene, io ne sono pienamente convinto che la vostra sarà sicuramente una stagione importante, come lo è d'altra parte anche e soprattutto per te, no? Nel tuo percorso di crescita, dopo Comiso, una piazza importante come Mazzarrone. Sì, era il progetto più idoneo a me, secondo me, perché lavoro tranquillo, lavoro in una grande struttura e posso fare vedere un modo di giocare assolutamente importante in quella struttura. Sono felice della scelta che ho fatto. Bene, allora noi ti auguriamo chiaramente ogni bene, speriamo di rivederci presto. Nel frattempo in bocca al lupo per la partita di domenica, difficile perché lo dobbiamo dire, contro il Paterno, ma credo che la tua determinazione sarà la giusta dose per chissà, fare un mezzo miracolo. Ti ringrazio io per l'opportunità che mi hai dato, perché in questa sede
sono venuti tanti colleghi importanti, sono felice di aver partecipato a questa trasmissione. È stato un piacere anche per noi. Grazie Gaspari, in bocca al lupo. Grazie. Abbiamo dunque concluso lo spazio odierno di penalty, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo la puntata di penalty come al solito in onda alle ore 13 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold ogni mercoledì, e poi siamo in replica anche nella stessa giornata di mercoledì alle ore 21 sul canale 19 di TVM Palermo. Per quel che ci riguarda vi rimando comunque a domani sempre sul canale 19 di TVM Palermo, perché alle 22 c'è lo spazio di penalty dedicato al campionato di promozione e al campionato di prima categoria. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima!